Io ho portato qua due documenti che sono la prima, una lettera che oggi Raciti ha spedito a tutti i segretari provinciali, al segretario regionale e nonché al segretario cittadino di Cagliari. Il secondo documento invece è la delibera del segretario nazionale. A questa assemblea effettivamente, questa riunione, incontro, chiamiamolo come vogliamo, del 17, hanno partecipato solo 7 persone, ma alcune persone, come la stessa Ambra, piuttosto che Mariana Grazia di Olbia, piuttosto che qualcun altro, hanno inviato delle giustificazioni e delle deleghe anche, che sono nella mail del coordinatore regionale della segreteria, quindi sono dei documenti, non sono chiacchiere, non per intenderci. Va bene, l'assemblea si svolge inizialmente per la prima ora in 6, perché noi sapevamo che la riunione iniziava alle 4 e alle 4:30 è iniziata. Angela arriva alle 5:30, quindi con un'ora di ritardo. A quest'ora seguono 2 pause, nonché una lunga telefonata di Angela a non si sa bene chi, probabilmente come dice lei, a una radio locale che la deve intervistare. Comunque Angela passa mezz'ora della riunione fuori dalla sala, quindi ha anche delle informazioni realmente frammentarie perché non era materialmente presente. Io ho parlato soltanto delle decisioni prese, non di come è andata la riunione. Vabbè, Angela, scusami, io non ti interrompo. Esattamente come è andata la riunione dopo una discussione di 4 ore Fausto fa verbalizzare la cosa a un ragazzo che era presente inizia a farlo verbalizzare, dopodiché Angela effettivamente dice ma io questa cosa non la firma, e Fausto gli dice ma è una mia delibera quindi la tua firma non serve, in maniera molto esplicita. Non è No, infatti era sbagliato il termine di Angela, non era un caso. No, inizialmente era verbale. Comunque diventa una delibera che io vi leggo. Allora, non è mai stato, perché il parere contrario nella delibera non ci può essere, mentre nel verbale sì. È democratico. Sì. No, io ho detto inizia a verbalizzare questo ragazzo in maniera di tutto autonoma, nessuno gli ha chiesto di scrivere, perché non è vero. se avesse voluto avrebbe potuto scrivere. Non è vero. Comunque, il segretario nazionale dei giovani democratici, sentito il parere dei presenti, tra l'altro preciso parere vincolante, come c'è stato più volte esplicitato, delibera che si assume l'incarico di individuare una figura per promuovere l'organizzazione dei giovani democratici della Sardegna, che tale responsabile, sotto la sua supervisione, quindi sotto la supervisione di Fausto, avrà l'incarico di individuare un responsabile per provincia e uno per l'area metropolitana di Cagliari, comprendendo i comuni di Cagliari, Monserrato, eccetera, eccetera, con il compito di organizzare secondo criteri di trasparenza e pubblicità e in conformità con i coordinamenti nazionali la prima campagna di adesione ai giovani democratici, che chi ricoprirà l'incarico di coordinatore nell'ambito della fase costituente è fatto divieto di candidarsi alle cariche monocratiche di pari livello e nella figura di un coordinatore regionale neanche alla carica di livello provinciale una volta costituita l'organizzazione. I coordinatori temporanei provinciali hanno il compito, in coerenza con quanto soprascritto, di organizzare le giornate di adesione ai giovani democratici che si dovranno tenere esclusivamente all'interno dei circoli del PD. Al termine della campagna di adesione, che dovrà terminare necessariamente entro 5 mesi dalla data ufficiale di partenza del tesseramento, avranno luogo i congressi di circolo. Il coordinatore provvisorio regionale è invitato alle direzioni nazionali ICT e alle conferenze segretari regionali ed ha il compito di tenere costantemente informati i coordinatori provvisori provinciali. Consultati sulla disponibilità, quindi su TSS, non soltanto uno, consultati sulla disponibilità, il presente alla riunione è preso atto che l'unica disponibilità è quella di Davide Montisi, gli si affida l'incarico di coordinatore provvisorio regionale.